Su esoppe il palco e malora, noi i problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben, e a chi che ne vuol mal, noi che cantemo, evviva il nostro festival. Valeva una pipa di tabacco. Ma ti sempre criticato! È vero! Tu devi avere un figlio di più che non sia così da ma si deve vedere che la piace cantare, ma non studiare, neanche un po'. Ci siamo. Oh, che andiamo avanti, guarda, Demo, Pierino. Ah, no, io sono Piero, tutti mi chiamano Piero, ma sono Pierino, nato a Mogliano, vicino al castello. E lei, signorina maestra, da dove la viene? Furio. Per il momento voglio conoscere la voglia e dopo mi racconterò da dove che vengo. Bon, va bene. Son. Giuseppina. Sta, sulla, mamma mia. Ma Pina, digliela cantando, così finimo prima. Sì, che è vero. Ah no? Ma come cantando? Ma che vuoi, sono bella? La pensi che Pina se la parla la tartara, ma se la canta non la tartara più, nato un po', niente. Don Bombina, sentite. Fatti vedere, Pina, come possiamo occupare? Tu senti questa canzone? Mio pare si chiama Pino e porta un bel cappellino. Vabbè. Sentite. Allora che elementi che go. Vabbè, andiamo avanti. Come avete già detto, mi sono Rosa. Bene di Ciprè, un piccolo paesino sul confine della Slovenia. Sapete dove è? Sì. Ah sì? Allora, adesso daremo qualche sapere. Allora, chi mi sa dire come si chiama questa zona pittorale in verde? So, è Maestra, mi so quale casa è la capitale del Puglia. Sì, perché Puglie! Che ne so che cos'è, stai buoni voi due. se in Baghesi senti questa, ma finivo sui giornali tutti quanti, siamo persi. E mi sa non dimenticarsi dei sitonovesi, anche loro, gente de mar. Fine fulmina! Fai che conosco per si fa lasciamo perdere. Lasciamo stare. Pierini, ti ragione, perché qui in Italia del buiere si buia. Non è giusto. E quindi qua studi. Però adesso qui volessi sapere dalla nostra Pina dove si salvore. Salvore.
Bussici, Nemosterna, Santa Lucia, e dopo salzemmo su e arrivemmo a Portole, là dove che c'è quella bella loggia, c'è la posta e anche la comunica, lo sa? Oh, ma ti già preparare, Pierino? Ma cosa la volevo, mia nonna, che andemmo a Tartufi, conosco tutti quei posti. Tartufi? Certo. Sai perché si ricorderà di me? Ma adesso non c'è tanta stagione, cosa la voglio, c'è il pacchetto qua. Allora, adesso mi volessi sentire della nostra Clementina per bosco riconosciuta un mago. Un mago una volta pescava, poi sai di me. Una volta che aveva la fabbrica di conserva e adesso non la va più. E aveva la fabbrica di cemento e una grande cantina di vino. E adesso non dà niente. Ma come niente? Per forza la cosa Sì, tante botteghe, alberghi, appartamenti per turisti, per belle spiagge e piste per i ciclisti, per biciclette. Ah, boh, adesso non capivo per cosa si conosciuto mago. Adesso Pina ti dirà per cosa che si conosciuta città nuova. Città da San Pelaio e anche l'Origa la loggia, ben vedere che la vada sul mar, mi vado a cantare e ballar, tante barchette dei pescatori, barconi dei signori ricconi, tanti hotel, ristoranti e pizzerie. Oh, che bello, te ne cantare, Pina. Ma andiamo avanti adesso. Mi so che il maestro, prima di andare via, spiega a scrivere sui mestieri e sulle tradizioni della moda. L'avete fatto? Sì. Adesso, un per uno, scegliere e me leggere cosa che aveva scritto. Capì? Sì, Inizierà il nostro Pierino. sapevo, proprio no, essere ecco signorina maestra, di questo è il mio compito. Allora, mio nonno faceva il contadino e capeva naturalmente che le si chiamava Viola e Sarnella. Andaimo a pascolare in valle e mi dava sempre la scuria per voltarle o farle camminare per i trosi. E portava in spalla la segamano per tagliare l'erba spagna. Del rio, accanto alla cintura delle braghe, era il tura con la buzza e la balza. E picca anche una fazzetta. Mio zio Clemente invece faceva il fabbro e mi chiamava sempre in fabbrica a tirar la fola che la faceva aria sui bronzi del carbone per panazzate, maniere e false. Mi piaceva stare in quel posto pieno di reni, trivele, martelli, puntarioli, seghe impiccate sul muro. L'ancusine dove batteva il ferro ancora rosso, tirato fuori del carbone per far false, falzoni che i saprini ne ordinava. Però la roba più interessante era come faceva il carro. Slide, spondine, rossizze, rode e timoni, e tutto questo metteva insieme a mano. Era proprio una meraviglia. Purtroppo oggi non si trova più in fabbrica. Mi dispiace tanto che questo mestiere da scomparire. E anche a me lo finito. Bravo. Bravo. Andiamo avanti. Clementina, ti dare già la tela sullo filo subito. Come no? Allora, mia nonna era casalinga, la cucinava, la lavava, la guardava i nipoti e cosa serviva, l'andava in campagna con mio nonno. In stalla la finiva galline e porchi
tempo che le galline che abbiamo stimolo per fare i uova. La reprontava ansava io delicarsi i baffi. Un giorno la trovò un vaso con dentro cerese e trappa, che l'aveva là da un per le anni. E per non buttare via, perché era peccato, la camisciata con le patate, il barbabietole e il formitton al pasto per i porchi. La gasvodà in i corriti e dopo un'ora di gamagnà barcolava per la strada e non poteva più stare in piedi. Dico, dormì per 2 giorni. Mio nonno pensava di reciapare qualche malattia, ma mia nonna zitta nella strada e per fortuna che si era ripreso. Se no quell'anno addio per tutti i lugani, poveri noi. Perché la voglio del problema. Sì, porteremo. Anche spalletti. Bene, vedo sicuro. Oh, che vedremo. Chi è che sta qua? Pina! Che sentivo, Pina? Mi, go. Scri. Ora, ti lascio stocca, che me ga, i proprio qua. Canti la Pina, così finivo prima a finire la lezione. E Piscrepi va sul tren, fa la guardia che viene, se vieni amorosa, dai una nosa, se vieni coi parenti, scoveghi i denti. Mezzogiorno pancono, se secondo tanto, se secondo l'asilo là, mezzogiorno se sonna. Questa se la storia de vacca Vittoria, morta la vacca, finita la storia. Anche amico finì. Sui vostri compiti, perché dobbiamo sempre tenere conto delle nostre tradizioni e del nostro dialetto.